Ciao a tutti amici di Matto Scacco, bentrovati, buongiorno, buon pomeriggio o forse buonasera. Quest'oggi siamo qui per vedere una partita eccezionale, una partita creativa giocata dal bianco, il grande maestro Ilya Smirin, 2540 punti, un giocatore molto forte e competitivo, e contro di lui un giovane grande maestro indiano di nome Vidit, 2682 punti, quindi comunque c'è una differenza elo importante, ma c'è da dire che il giocatore con il bianco è molto famoso all'interno dello scenario internazionale in quanto grandissimo allenatore di scacchi, un ex giocatore di livello di caratura mondiale, adesso un po' con l'avanzare dell'età, e chiaramente ha deciso di investire molto sulla didattica e di dedicare tempo all'allenamento. B3 per il bianco, E5, alfiere B2, cavallo C6. Questa è una sequenza di mosse che potrebbe prendere il nome di attacco Nimzo Larsen, è da vedere come proseguirà il bianco, ma è interessante vedere l'approccio del nero. Il pedone in E5 sin dalle prime mosse è soggetto all'attacco dell'alfiere, quindi il cavallo in C6 cerca di mantenere il suo controllo. Pedone C4, c'è un rientro in un'altra apertura, probabilmente adesso stiamo giocando in inglese. Il pedone C4 ha il compito spiacevole o forse importante di controllare la casa D5. Dal punto di vista del bianco è qualcosa di ottimo, dal punto di vista del nero, che probabilmente voleva fare D5, non tanto. Cavallo in E7, pedone 3 e adesso D5. Effettivamente poi si riesce a realizzare questa mossa. Pedone A3, qualcuno potrebbe chiedersi cosa serva. Pedone A3 ha due ruoli, il primo difensivo, vogliamo evitare che un pezzo nero facilmente possa saltare in B4 per poi saltare in D3, e l'altro motivo è un motivo offensivo, prima o poi vorremmo giocare B4 e chissà B5 per togliere il cavallo avversario dal controllo del centro. Alfiere 6 sulla scacchiera, donna C2, donna D7. Alfiere 6, questa impostazione ha un'idea direi strategica. Alla lunga vorremmo controllare con il nostro alfiere questa casa che non è più difesa, quindi dopo l'apertura la casa B3 diventa una casa debole e chissà in futuro potremo vedere delle manovre del genere, un cavallo che salta in A5 che con il sostegno del nostro alfiere di case chiare possa controllare B3. Un altro piano, un'altra idea senz'altro interessante è l'avanzata del pedone A. Cavallo F3 sulla scacchiera. C'è un attacco immediato che viene subito neutralizzato dalla spinta del pedone F. Pedone D3 a rocco lungo, e questa struttura pedonale fa intuire, diciamo che nel momento in cui il nero spinge in F6 possiamo intuire che il nero voglia creare uno squilibrio tattico cercando di utilizzare il pedone F come sostenitore dell'avanzata del pedone G e del pedone H. La partita prosegue, cavallo in D2, re B8, dopo alfiere 2, pedone G5. Tutto in avanti. Il pedone G è pronto a progredire guadagnando spazio e cercando di dare fastidio al cavallo avversario, e dopo cavallo E4 si continua, ti attacco il cavallo in F3, pedone F5, come vedete il bianco è vero che prende spazio sul lato di donna, però il nero sembra già essere arrivato. Quando il cavallo salta in C5, un po' come accade in altre aperture, ad esempio nella siciliana, è chiaro che da nero dobbiamo dare l'alfiere. È vero che l'alfiere di case nere è un pezzo molto forte, soprattutto in fase difensiva, però darlo diventa necessario, altrimenti l'iniziativa che il nostro avversario potrebbe cercare sarebbe qualcosa del genere. Intanto se questa donna si sposta, prima o poi potrebbe arrivare una manovra del genere, oppure anche mosse un po' più strane. Io ti do lo scacco qui laterale perché se tu mi catturi io riprenderò in C6 e chiaramente poi il mio re sarà molto più sicuro, il mio re da bianco sarà molto più sicuro rispetto a quello del nero. Quindi quest'alfiere di case nere dobbiamo assolutamente darlo, e la partita prosegue in questo modo. Torre F8, arriva il pedone in B4. Adesso con arrocchi contrapposti è vero che il bianco non ha ancora arroccato, però con questo tipo di impostazione non resta altro da fare che cercare di attaccare, di essere veloci. Perdere delle mosse quando si è sotto attacco chiaramente potrebbe voler dire ok, rinunciare, non giocare. Invece quando si è sotto attacco bisogna cercare di attaccare. Io ti attacco per non essere attaccato. Pedone A6, cercando di rallentare il tutto, rallentare la spinta B5, cavallo C4 e abbiamo la prima coordinazione al centro.
In questa posizione pedone 4, guardate che strana e che bella. Come tutti i giocatori indiani dovete sapere che loro lavorano tantissimo sulla tattica, sulla creatività e sul gioco alla cieca. C'è anche un tutorial, non ricordo bene su quale piattaforma, comunque c'è un tutorial di Vidit dove spiega il gioco alla cieca e spiega anche come lui analizza e visualizza la scacchiera. Pedone 4 a cosa serve? Se il pedone in E5 è un pedone perso, perché effettivamente c'è questa coordinazione, va bene sacrificarlo. Lo sacrifico per indebolire questa colonna. Come vedete il nero ha già una coordinazione parecchio forte su questa colonna. Il bianco accetta, il nero adesso sacrifica un cavallo. Attenzione, perché è chiaro che è un sacrificio molto intuitivo, ovviamente è stato calcolato dal nero, però sembra una mossa veramente impegnativa. Il bianco accetta, di fatto abbiamo un pezzo in più, il nero continua con B6. E anche questa sembra una mossa che rallenta l'attacco del bianco, non permette al bianco di riorganizzare i propri pezzi. Qual è l'idea? In caso di cavallo per B6 che sembra spontanea, perché su cavallo per B6 poi alla fine potrei rifarmi su C6 oppure ricatturando in B6, il nero ha questo gioco contro gioco, scacco immediato, il re si sposta su una colonna che si aprirà tra poco e a questo punto il bianco potrebbe chiudere la posizione semplicemente con pedone scacco. Ti spingo verso il bordo della scacchiera e su questa cattura il matto in F2 sembrerebbe imparabile. Guardate che è geniale questa posizione per il nero. Tornando indietro, dunque, se la più spontanea cavallo B6 non funziona perché bisogna mantenere il controllo di questa casa, Smirin, il bianco, decide di giocare cavallo, o meglio, donna G5. Pedone F3, altra mossa molto, molto geniale, probabilmente si collega all'idea iniziale di Vidit, che era quella di mantenere il re bianco al centro della scacchiera per poi cercare di coordinare i propri pezzi contro di lui. Torre e donna sono chiaramente degli ottimi controllori di queste case centrali, quindi sono pronti a entrare con forza. Il pedone in F3 è un pedone furbo, molto fastidioso, perché attacco il pedone del bianco, in caso di cattura vediamo un po' come potrebbe mai proseguire. Io ti attacco l'alfiere, questo alfiere non può andare in D3, lo ritiro qui, però dopo lo scacco arriva l'unica mossa del bianco che è spostare il re in avanti, e però questo ingresso in D3 non è più sotto controllo, quindi in questo caso ci sarebbe un bel matto realizzato al centro della scacchiera. Quindi catturare in F3 è rischioso, ma la posizione di per sé è molto rischiosa, quindi un sacrificio molto, molto creativo. Alfiere F6, la scelta di Smirin considera che restituire materiale è l'unico modo per sopravvivere a questo attacco furioso da parte del nero. Alfiere F6 è una mossa pratica, scelta interessante e intelligente, cioè quella di chiudere la colonna F. Effettivamente i problemi arrivano sulla colonna F. L'alfiere in F6 guadagna un tempo importante contro questa torre in D8 e quindi se il nero perde un tempo spostando la torre, chiaramente magari il bianco riprende le redini del gioco. Ti scaccio, ti allontano, posizionando questa torre in D1 che controlla tutti i possibili ingressi. Ma Vidit, lo dicevo prima, è un giocatore creativo, notevole, e a questo punto gioca alfiere per C4, semplicemente minacciando donna qui. Alfiere per D8, scelta spontanea, ma qui guardate quanto è creativa la chiusura del giocatore con il nero. Su torre per D8, ovviamente potrei, o comunque ho una posizione difficile, però se catturassi qui perderò per scacco e poi la cattura in G2 probabilmente di pedone con possibile promozione, anzi ve la mostro, quindi scacco, lui si sposta, pedone per, lui si sposta, scacco, questa qui è già una posizione molto difficile. Altrimenti se giocassi torre per seguirebbe scacco, lui si sposta, è un po' come prima donna per, anzi un po' peggio perché poi ci sarebbe un matto geniale, fantastico, armonico di pedone, un matto possibile di torre, oppure donna per G2. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Quindi in questa posizione
l'unico tentativo di sopravvivenza del bianco sarebbe quello di dare la propria donna sulla torre, e quando lui cattura io cercherò di salvare la posizione in questo modo. Il parziale dice 2 torri per la donna, probabilmente dopo pedone per G2 la posizione del bianco continua a essere difficile, però difficile ma non persa, o meglio non persa in modo netto. Tornando in partita, dopo alfiere per D8, Vidit, che è realmente un genio, e qui sarete d'accordo con me, gioca questa mossa. Scacco, obbligando il re bianco ad andare in F1 e a questo punto donna D2. La minaccia è fantastica, ti minaccia una torre che non è difesa, donna per C1 vincerebbe l'istante, donna per E2 porterebbe lo scacco matto, così come alfiere per E2, e se tu decidessi di togliere l'alfiere, semplicemente il matto arriva in E1. È una mossa geniale. Qui Smirin ha fatto l'ultimo tentativo, alfiere per C7, sperando che il nero catturi con il re, ma dopo re B7, che è la posizione finale, non resta altro che abbandonare. Posizione fantastica, partita molto creativa da parte del giocatore indiano, che con questo in bello stile riesce a battere una leggenda scacchistica. Rivediamola. Inizia il tutto con pedone B3, E5, alfiere B2, cavallo C6, dunque attacco Larsen, tentativo di impostazione dell'attacco Ninzo Larsen per il bianco, con questa 3 che crea un gioco molto dinamico per il nero. Come vedete le mosse un po' timide, questa scelta un po' timida da parte del bianco, spingo tutti i pedoni per controllare i possibili salti di cavallo, e poi alla fine sono state mosse un po' controproducenti. Se arroccate lungo, ricordate, spostare il re potrebbe sempre essere un'ottima mossa di attesa. Alfiere 2, pedone G5, si attacca, i pedoni prendono spazio e a questo punto il nero sembra essere arrivato. Sarebbe assurda, se non molto rischiosa, arroccare in questa posizione. Magari il re si trova un po' più al sicuro, però ci sono tante idee, tra cui la più creativa, che sicuramente è sacrificare questo pedone F3, che permette al bianco di avere un gioco un po' più forte. La partita continua, andate in questo modo, il cavallo salta in C4, E4 sulla scacchiera. Dopo queste semplificazioni non resta altro che entrare di forza, cosa che riesce a fare il nero con la fantastica spinta del pedone F. Questo pedone F, tra virgolette, fa carriera, da F4 si sposta in F3 per concludere la sua partita in F2 sostenendo il matto. Donna D2 è la chiave di questa posizione e il bianco porta a casa una bella sconfitta. Volevo dire, il nero porta a casa una bellissima vittoria. Spero che vi sia piaciuta, l'invito è come sempre quello di seguire i social di Matto Scacco e appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!